Prima Pietro, capitolo 3. Dovere coniugi. La stessa cosa dica pure a voi mugliere, che chiede vai marito vostro, perché pure se qualcuno e loro non credere in la parola del Signore, potrà arrivare a credere a Dio, guardando proprio come campate voi. Non serviranno tante parole, ma basterà che loro tenessero in mente la vita vostra, pure e chi nelle apparenze. Non vi apprendete, pare, bella fuori, per tenere buone capille e trezze vostre, mettendovi un culle cullane e ore, e veste chi ne sfurge. Cercate piuttosto che la bellezza è una scusa, che le che sta in a voi, e che rimane per sempre, che è il cuore vostro. E cercate di mantenere sempre un'anima buona e quieta, perché queste sono cose che sono assai preziose innanzi all'occhio di Dio. A così si addubbavano una volta tutte quelle femmine sante che speravano in a Dio, che sterno sempre chi alle apparenze, mezzo marito, come a Sara, che metteva sempre in pratica tutto quello che diceva Abramo, e lo chiamava Signore mio. Se pure voi vi comporterete così e non vi lascerete spaventare nessuna cosa, pure voi sarete vere figlie di Sara. E la stessa cosa dico pure a voi mariti, campate che moglie vostra tenendo conto che la natura loro è assai più gentile della vostra, trattandola sempre con reverenza, perché pure loro avranno a ottenere a Dio reale la vita eterna come a voi. Se vi comporterete sempre così, sarà una cosa facile, pure a vi mettere a priare, tutte e due assieme. A concordia fraterna. E poi, frate mio, campate sempre accordate l'uno con l'altro, campate sempre in da pietà, in dall'amore, aiutatevi l'uno con l'altro, non vi lasciate piare a presumenze, non facete male a chi vi fa male, e non rispondete con sordo a chi vi sta insultando. Rispondete invece sempre che parole roce, perché a questi siete stati chiamati a Dio, per la benedizione sua, perché siete la eredità sua. E come sta scritto in da Bibbia, chi vuole avere una vita felice, chi vuole campare sempre in dei giorni sereni, mantenesse sempre la lingua sua rasata da ogni infamità, e non facesse mai a scibucire a bocca sua. Arrasate per in da infamità, e facete sempre bene. Cercate sempre la pace, agliate sempre appresso a questo, perché l'occhio del Signore stanno sempre buttati in quelle giuste, e orecchie sue stanno sempre spilate a sentire preghiere loro. La faccia invece del Signore sta sempre contro a tutte quelle che fanno infamità. Vincere un male con bene. E chi mai sarà capace di fare una cosa malamente a voi, se voi pensate solo di fare bene? Eppure se qualcuno vi facesse male a te, proprio perché vi state comportando buono, viate a voi. Non sta scritto in da Bibbia, non vi pigliate a paura loro, non vi lasciate schiantare loro. Che tu state adorato il Signore Gesù Cristo in do cuore vostro, e state sempre pronti a rispondere a tutte quelle che vi spiegano in coppa a quella speranza che tenete in da voi. Rispondete sempre chi ne ruzzezze e reverenze, tenendo sempre la coscienza vostra pulita. Facendo così, tutti quelli che parlano assai malamente voi, perché siete cristiani, sapranno regnere scuorne per tutte quelle parole che loro avranno detto contro voi. Perché se questo volere Dio, è assai meglio male per te, perché avete fatto bene, che male per te, perché avete fatto male. A salvezza per mezzo di Gesù Cristo. Pure Cristo è morto per voi, esso è morto una volta per sempre per peccati di tutti gli uomini, era giusto senza peccato, e con tutte queste è morto per tutte le infame, per portare in dai braccia di Dio. Esso è stato acceso, ma lo Spirito di Dio l'ha fatto risorgere, e con tutta la forza dello Spirito Santo, e aiuta a portare salvezza, pure a tutti quegli spiriti che si erano incatenati, a tutti quelli che hanno tempo avevano agnato e credere a Dio, e che Dio sopportava con una rossa pazienza, come succedette in dei giorni di Noè, quando esso costruiva quell'arca. Dio danno facette da resire in quell'arca solo poche persone, erano solo 8 persone, e solo loro danno si salvavano in da tutta quell'acqua. Quest'acqua era fiore o battesimo, che mi porta a salvezza ognuno di voi. O battesimo non è un bagno che volete sotto il fatenziro corpo, è invece una preghiera di salvezza che noi facciamo innanzi a Dio con una coscienza buona. O battesimo vi salvo perché Cristo è risorto e mostra in cielo, avvicina a Dio. Issa regna in coppa a tutte l'angelo, coppa a tutte le forze e in coppa a tutte le potenze, Re cielo.